Buonasera, buonasera amici telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Per Sport, il programma sportivo della Tenda TV che in questa occasione parlerà di ciclismo e l'occasione è data dalla presenza, dal passaggio, o meglio dalla partenza di una tappa del Giro Rosa, il giro ciclistico femminile professionisti che avverrà nei prossimi giorni qui da Vittorio Veneto. Adesso la regia inquadrerà il nostro primo ospite di questa sera, è Gianluca Posocco. Buonasera Gianluca. Buonasera a tutti. Intanto dovremo capire come ti devo chiamare. Fino a qualche mese fa eri Gianluca, adesso non so se devo chiamarti assessore, vice sindaco o come devo chiamarti. Sempre Gianluca. Ok, grazie di questa concessione. Allora, come i nostri telespettatori sanno sicuramente, appunto a seguito delle elezioni del 26 maggio scorso, Gianluca Posocco è diventato non solo vice sindaco, ma è qui in quanto assessore allo sport. Allora, permettimi di cominciare questa trasmissione, essendo una trasmissione sportiva, di una domanda tra virgolette personale. Allora, come stai vivendo queste prime settimane in questo nuovo? Tu sei uno sportivo, non mi risulta ciclista, ma ti ho visto con la maglia da podista, e quindi sei uno sportivo. Come vivi in queste prime settimane di assessore allo sport? Sì, grazie Alessandro, sono settimane abbastanza intense. Belle, sto incontrando parecchie associazioni sportive, sto cercando di capire le esigenze di tutti per poi fra un po' partire con i nostri progetti. Quindi intanto sto conoscendo queste associazioni, in parte già le conoscevo. Sono contento perché abbiamo una città viva, ricca veramente di persone che hanno voglia di fare, e cerchiamo un po' di coordinare il tutto per il meglio per tutti. Certo, lo hai sottolineato giustamente, Vittorio Veneto è una città con molte associazioni sportive, molti praticanti. Adesso non si possono fare classifiche se è la città più sportiva o meno sportiva della provincia. Di sicuro ci sono tanti praticanti, ci sono anche tanti impianti, qualcheduno ha bisogno di un po' di lifting, qualcosa di nuovo sta venendo avanti, carne al vostro forno diciamo non manca. Penso che ci sia la soddisfazione di avere tanta gente che è interessata a questa parte del tuo referato. Sì, senz'altro, è molto bello, molto stimolante, e poi vedi che la gente ha voglia di fare, quindi io con tutte le altre persone che fanno parte del gruppo, dei consiglieri, degli altri assessori, del sindaco stesso, stiamo veramente raccogliendo, perché vogliamo pure... Vittorio Veneto è una città che può avere... Lo sport per Vittorio Veneto può essere il marketing per il turismo, e quindi dobbiamo fare tanto per tutti con l'aiuto di queste associazioni. Ovviamente essendoci tanto lavoro c'è bisogno anche di tante forze. Dopo ci spiegherai, o forse vuoi spiegarcelo subito. Dopo avremo ospite anche Silvia Salezze, che è un consigliere comunale neoeletta, che è stata incaricata, non so se formalmente, ma comunque nella sostanza, di seguire un particolare settore dello sport, il ciclismo, no? Sì, esatto, nei prossimi giorni verranno appunto date le deleghe certo, vere e proprie. Diciamo che sport e turismo, la nostra intenzione è che vadano a braccetto. C'è bisogno di tante persone che lavorano, quindi ci saranno delle persone come Silvia Salezze, che avrà la delega al ciclismo, ci sarà poi Gianni Varaschin, che avrà la delega per gli altri sport. Poi abbiamo l'assessore al turismo che è Tony Miatto, che senz'altro ne sa tanto di turismo, quindi si lavorerà, si farà squadra insieme. Bene, quindi abbiamo dato anche ai nostri telespettatori questa anticipazione anche di Gianni Varaschin, che non avevo ancora letto, quindi tanto meglio per i nostri telespettatori. Concedimi un'ultima battuta, la scuola di maratona spadroneggia perché ha sia da una parte, cioè è bipartisan, perché è rappresentata nell'amministrazione dall'assessore dello sport, eppure nella minoranza dall'ex presidente, che comunque è ancora dentro. Quindi diciamo scherziamoci su, ma quelli di scuola di maratona possono stare tranquilli che sono in una botte di ferro. Esatto, sì. Benissimo, allora veniamo all'oggetto di questa trasmissione di oggi. Come dicevo in apertura, il 12 luglio, venerdì 12 luglio, ci sarà
una tappa, l'8ª tappa del Giro Rosa, cosiddetto, Giro ciclistico femminile, che parte da Vittorio Veneto, e appunto è l'oggetto di questa nostra puntata di oggi. A Gianluca chiedo di raccontarci in sintesi, insomma, tutta quella serie di eventi che sono diciamo di traino a questo evento del 12, tutta una serie di cose che succedono in città da qui al 12 di luglio. Dici un po'. Sì, intanto vorrei ringraziare l'ufficio dello sport che ci ha dato una grossa mano a organizzare questo evento per la città, e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di tutto quello che andremo a fare da qui al 12 luglio. Siamo partiti poco fa con l'inaugurazione alla Torre dell'Orologio della mostra, intitolata da Ottavio Bottecchia a Marco Pantani, La favola del ciclismo. Invito tutti i cittadini ad andare a vederla, perché si tratta di una serie di illustrazioni fotografiche e cimeli che riguardano i campioni del ciclismo, quindi da Ottavio Bottecchia, ma con Fausto Coppi, Gino Bartali a Pantani. Ci sono anche foto del nostro Renato Longo e di Vito Favaro, quindi è una bella mostra veramente, veramente interessante. Da qui poi venerdì alle 18:30 presso la Biblioteca Civica ci sarà la presentazione di un libro che si intitola Decalogo semiserio di un ciclista anomalo. Avremo la presenza dell'autore, che è Paolo Patui, che ci illustrerà 10 stravaganti idee di come utilizzare la bicicletta come terapia per il fisico, ma anche per la mente. Ok, quindi è anche una cosa appunto bella, perché è semiserio e non si prende troppo sul serio. Bene, andiamo avanti con un appuntamento il 9 di luglio, quindi martedì 9 luglio al Pala Fender alle ore 21, in cui una compagnia teatrale bergamasca, Luna Gnac si chiama, metterà in scena una rappresentazione teatrale intitolata Ruote Rosa, storia di Alfonsina Morini Strada, che era la ciclista. Questa era un'atleta modenese che è stata la prima donna a correre assieme agli uomini 2 giri di Lombardia, e è partita anche per il Giro d'Italia del 1924. Quindi anche questo è un appuntamento interessante di questa ciclista al Pala Fender. Quindi abbiamo detto, allora, una mostra di cimeli, fotografie eccetera, la presentazione di un libro e uno spettacolo teatrale. Esatto. E poi cosa rimane? Poi rimane il 12, il giorno della partenza dell'8ª tappa del Giro d'Italia femminile. A Vittorio Veneto sarà allestito il posto tappa, con anche, molto interessante, un pullman della Polizia di Stato che avrà dei gadget e dei giochi per i bambini, a cui sono invitati i bambini della nostra città, ma dopo magari Silvia spiegherà meglio questo progetto. Interessante, per chi passerà ai giardini pubblici, ci sarà una grande biglia posta ai giardini pubblici. Le biglie come quelle che si usavano sulla spiaggia? Esatto, okay. Proprio per questo, per ricordare quando giocavamo da ragazzini in spiaggia con le biglie che avevano le foto dei ciclisti. E noi... qui non mi addentrerei, perché i ciclisti che vedevo io sicuramente non sono quelli che vedevi te, vista la differenza di età. Dai, comunque le biglie facciamo finta che fossero le stesse. Okay. Quindi questi sono, diciamo, gli appuntamenti collaterali alla partenza partenza che avverrà, dopo Silvia ci spiegherà esattamente, ma mi pare che avverrà, diciamo, scenograficamente proprio da Piazza del Popolo. Da Piazza del Popolo alle 12:05. Ok, benissimo. Allora grazie Gianluca. Per passare a parlare un po' più, diciamo, in rosa di questo giro femminile, abbiamo pensato di lunedì di fare una telefonata a Carla Pinarello, che, come sentirete, mi sono permesso di chiamare monumento al ciclismo femminile, e ci ha raccontato un po' la sua visione, diciamo, rispetto a questo sport, tra virgolette, in gonnella. Sentiamo la chiamata che abbiamo registrato.
Allora, per parlare di ciclismo al femminile, ci siamo permessi di disturbare dalla casa sua a Treviso Carla Pinarello, che non si offenderà se definiamo un monumento al ciclismo femminile. Intanto buonasera. Buonasera a voi, scusate per la voce, però forse ieri in corsa ho perso proprio tutta la voce, però dai, cercherò. E cosa devo dire? Beh, innanzitutto come inizio posso solo, cioè un monumento è una cosa grandissima, quello che mi avete detto, per cui con grande onore cercherò di rispondere. Bene, bene, allora per i nostri telespettatori che sono meno addentro alle vicende del ciclismo, ricordiamo che Carla Pinarello è figlia di Giovanni, il fondatore dell'omonima azienda nota in tutto il mondo di biciclette. C'è stata qualche giorno fa l'ennesima edizione anche della famosa Gran Fondo Pinarello, che tutti noi qua nel Trevigiano in particolare conosciamo, ma ovviamente vengono migliaia di persone da tutto il mondo. Ma non l'abbiamo disturbata per questo, quanto per il fatto che lei da qualche anno, da anni, insomma, ha messo in piedi un gruppo di cicliste donne che si chiama Think Ladies. E volevamo che ci raccontasse un po' di cosa si tratta. Allora, beh, il gruppo Tinky Ladies era nato come Tinky Ladies Pinarello. Quest'anno poi siamo partite proprio ieri con il nuovo marchio. È un marchio nuovo, per cui abbiamo dato un'impronta molto forte a Tinky, proprio per farci riconoscere. È una T e con la I c'è un punto esclamativo. Però siamo sempre legate al nome Tinky Ladies perché è molto femminile. È nato una decina d'anni fa. È nato così, ci siamo staccati, abbiamo diviso i due team, il team Gran Fondo, ed è nato questo team di sole donne. Siamo una quarantina, siamo tutte amanti soprattutto e abbiamo tutte una grande passione per la bici, sicuramente per stare all'aria aperta, per perdere quel chilo in più come donne, per prendere un po' di sole, anche se qualche volta abbiamo tanti segni, per stare in E si compagnia, perde anche la voce qualche volta, ma perdere la insomma. voce, per stare in compagnia, per passare bel tempo, per stare all'aria aperta, però tra queste abbiamo anche più di una che si impegna veramente e c'è sempre comunque un po' di sano agonismo tra tutte. O- Siamo una ok. quarantina più o meno, abbiamo diverse età, stiamo portando delle giovani per cui ben vengano, anzi ben accette. Siamo non solo dalla città di Treviso, siamo da varie città in Italia e ognuna ha il proprio lavoro, il proprio hobby, la propria famiglia, quindi cerca di gestire al meglio il tempo per dedicarlo alla bici, alla passione. Quello che ci premeva far capire è appunto che se dopo noi in trasmissione ospiteremo delle cicliste, delle ragazze professioniste che fanno appunto agonismo allo stato puro, il ciclismo è bello anche al femminile, anche proprio come semplice passione, come semplice passatempo, no? Certo, sicuramente. Poi noi ci teniamo un po', noi abbiamo il colore che ci contraddistingue, siamo partite dal viola, però adesso abbiamo le varie tonalità del rosa. Ieri appunto la maglia era, ormai sono 2 o 3 anni che ho un viola, che è un rosa molto forte, per cui ci tengo comunque che siano tutte in ordine. Se c'è anche un filo di rossetto va bene, perché tanto insomma c'è la femminilità la vedi anche nella bici, anche perché tante dicono, ma le gambe grosse, invece basta guardare Non è vero. tutto lo sport fa bene sicuramente allo spirito, alla persona e anche molto molto al Certo, quindi fisico. sport fa bene farlo e il ciclismo fa bene praticarlo. E oltre a questo voi fate anche delle iniziative di solidarietà legate alla vostra squadra, mi pare di aver visto. Sì, noi abbiamo comunque la fondazione di Andrea Pinarello, per cui a questa noi le ragazze contribuiscono già da qualche anno, per cui ci sono delle iniziative e cercheremo di portarle avanti, oppure anche comunque in altri ambiti facciamo qualcosina, se si può, noi siamo presenti sempre, ecco, c'è O- questo spirito. Ok, e alle signore, donne, ragazze che ci seguono in video, cosa dice Carla Pinarello rispetto alla possibilità di prendere una bici e
provare a praticare il ciclismo? Beh, potrei collegarmi proprio a un detto, a una battuta che ha sempre fatto mio papà poi e che tutti si ricordano perché lui in una battuta in francese diceva le vélo, c'est santé, la bicicletta è salute, per cui questo penso sia. Poi tutte o comunque tantissime si ricordano quando passavano in negozio chi diceva che bel sorriso, che bel manubrio, che bel telaio, riferendosi al telaio della bici, ma riferendosi proprio al fisico che queste ragazze hanno. Quindi sicuramente va bene tutto questo, va bene tutto questo, sì. Poi anche le fatiche, perché la fatica, c'è sempre la vita, è una fatica, la vita, come si dice, come dicono tutti, è in salita, però c'è sempre una Certo. discesa, ci sono sempre le soddisfazioni e tutte se le prendono. Ieri tutte le Tinky, ma anche tutte le donne partecipanti, che erano numerose, ma poi si vedono in tantissime, in tutte le gran fondo, e comunque di tutti i partecipanti, oltre alla grande fatica, perché ieri il caldo era presente, o comunque in altre gran Certo, fondo dove c'è magari tante salite, oppure c'è il brutto tempo, oppure la distanza, le soddisfazioni vengono. E poi c'è sempre non la mancano. discesa. Ecco, per concludere, e la ringrazio di questa partecipazione alla nostra puntata, un augurio da parte sua alle ragazze che si apprestano a vivere questo Giro Rosa. Il Giro Rosa sarà splendido, la partenza sarà splendida a Vittorio Veneto, e l'ho seguito più di qualche volta e anche noi abbiamo anche avuto come azienda delle soddisfazioni come famiglia dei risultati durante questo Giro Rosa. Sono delle bellissime tappe che poi oltre alla bici portano a conoscere tutto il territorio nostro, però queste ragazze hanno una forza, una tenacia, un grande carattere e sono veramente, hanno bisogno di un grandissimo in bocca al lupo e poi anche dei grandi applausi, dei grandi sorrisi e la gente sulle strade che ci sia ad applaudirle, a tifare per queste donne in rosa. Benissimo, grazie, grazie a Carla Pinarello e grazie di aver partecipato alla nostra trasmissione. Gentilissimi, grazie a voi, scusate per la voce, grazie ancora.
Allora, con queste bellissime immagini di questa clip ufficiale del Giro Rosa ci siamo passati a bomba al lato, diciamo, agonistico di questa manifestazione, di questa 30ª edizione, se non ricordo male, del Giro ciclistico femminile d'Italia. Adesso immagino che la regia aprirà l'inquadratura e farà vedere appunto 3 rappresentanti del mondo rosa del ciclismo. Dalla mia sinistra Silvia Salezia, che abbiamo già sentito citare prima da Gianluca Posocco, che si occupa, diciamo, delle questioni ciclistiche per conto del Comune di Vittorio Veneto, e 2 che speriamo e auguriamo loro di essere protagonisti addirittura a questa manifestazione che comincia il venerdì 5 luglio, e sono le sorelle Asia e Soraya Paladin, rispettivamente Asia con la maglietta blu e Soraya con la camicia bianca. Allora, non me ne voglia Silvia se comincio dalle atlete. Allora, per vicinanza cominciamo da Asia. Raccontaci un po' intanto di dove sei, di dove siete, insomma, e come hai cominciato e come va. Noi siamo 2 sorelle che abitiamo a Cimadolmo, Okay. e a entrambe ci hanno messo in bici i nostri genitori da piccole. All'età di 6 anni entrambi abbiamo iniziato, poi nel frattempo abbiamo anche provato altri sport, però niente, abbiamo voluto la bicicletta e adesso continuiamo a pedalare, a faticare. Ok, diciamo anche l'età che avete, anche se non bisognerebbe chiederlo a una signora, ma insomma siete molto giovani, ok. Ho 24 anni. Io 26. 26. Allora, come si vede dalla maglia di Asia, fa parte della... Valcar Silence, che è una squadra di Bergamo. Ok, ma raccontaci anche le squadre con le quali hai corso fino a Sì, quest'anno. da giovanissima ho iniziato con la Rinascita Ormelle, per poi passare allo Spercenigo. Ho fatto un anno poi alla Young Team Marcade e poi alla Top Girl Fassabortolo da Elite, e dove sono stata 4 anni e sono cresciuta molto, e adesso sono 2 anni che sono alla Valcar Silence. Mi hanno anche detto che stai rientrando da un infortunio. Sì, è stato un inizio di stagione un po' travagliato, purtroppo alle Strade Bianche ho avuto una frattura al malleolo e ho avuto 2 mesi di stop, e adesso sto riprendendo, dai, sono contenta. Ma quindi rientri proprio in occasione del Giro? No, ho iniziato ho fatto altri 3 giri a tappe, Ok. e dove la condizione ancora per non forza, c'era, per ancora forza. non riuscivo a sganciare il piede dalla tacchetta, quindi è stato un po'... Vabbè, insomma, dai. Però dai, adesso speriamo che la condizione sia buona. Bene, bene. Passiamo a Soraya, l'età ce l'ha già detta, un po' il luogo di residenza c'è, e raccontaci allora l'aspetto agonistico della tua carriera. Sì, diciamo che abbiamo corso praticamente sempre insieme. Anch'io ho fatto le categorie giovanili prima alla Rinascita Ormelle, poi sono passata al Team Spercenigo, e la categoria Elite sono passata alla Fassabortolo. Poi ci siamo divise e io sono andata alla Cipollini, questo è il mio 3° anno nella Cipollini. E ho guardato un po' i tuoi risultati dell'anno scorso e di quest'anno, diciamo che sono 2 anni molto importanti per la tua carriera. Sì, in questa squadra ho fatto un grande salto, diciamo che è sempre stato in crescendo. Quest'anno ho preso belle soddisfazioni, un po' inaspettate, e infatti era strano per me trovarmi là davanti con gente che fino a prima vedevo come idole praticamente, trovarmi a battermi con loro e scontrarmi fino agli ultimi metri è stato bello. Adesso speriamo di continuare così e di crescere ancora. Beh, ricordiamo allora l'anno scorso, butto l'occhio sul foglio perché insomma non ho tutta questa memoria, come l'assessore di prima che andava a braccio. Hai vinto l'anno scorso il Giro della Toscana, e quest'anno vedo un 2° posto a una gara a tappe in Spagna, poi il quinta nell'Amstel Gold Race. Ho visto anche che negli anni migliori sempre il piazzamento, Sì, quindi speriamo col di prossimo continuare, bisognerebbe arrivare al esatto. podio, insomma. Poi 2 vittorie di tappa alla Vuelta, e il 2° in classifica generale, e un 3° in classifica generale in un'altra gara a tappe in Spagna. Quindi davvero un anno d'oro. Sì, sì, sì. E ascolta, prospettive per questo Giro? Sì, arrivo a questo Giro con... C'è chi dice che potresti recitare un ruolo da protagonista, Sì, toccando tutto il ferro che c'è. esatto, è quello che spero. Non so ancora se per la classifica generale,
però sicuramente vorrei provare a far bene in qualche tappa, magari nelle tappe vicino a casa. Poi se sarò davanti in classifica generale cercherò di dar tutto per il miglior risultato che posso avere. Immagino. Ditemi una cosa, fare il ciclismo professionistico da ragazze come voi, quanto sacrificio comporta? Al di là del fatto che è lo sport che avete voluto praticare, ma un conto è andare a fare la biciclettata così dopo aver studiato, dopo aver lavorato, un conto è farlo di mestiere. Sì, si dice che ciclisti si è 365 giorni l'anno perché non puoi lasciare nulla al caso. E in gara si vede chi fa il ciclista e chi non fa il ciclista, è un continuo dir di no agli amici quando si è in stagione, un continuo rinuncio, una continua rinuncia, quindi sì, non è uno sport facile, però secondo me insegna molto, insegna a cosa vuol dire far sacrificio, cosa vuol dire sudare per ottenere qualcosa, e secondo me la passione ti porta a fare questo come stile di vita. Asia, volevo chiedere anche a te, è uno sport, cioè tanti sport a livello professionistico comportano grande sacrificio, ma il vostro è anche uno sport molto faticoso e avete scelto uno sport molto faticoso, come Sì, mai? soprattutto anche per le donne penso sia uno sport ancora più faticoso, però diventa una passione, ci piace, lo facciamo molto volentieri e ci piace far fatica e quindi lo facciamo volentieri. Una cosa che mi sono sempre chiesto, anche lo chiedo a entrambe, dopo chi vuole mi risponde, ci sono atleti che fanno ciclismo, maschi e femmine, ma quindi anche voi, che magari possono fare una carriera intera senza tagliare per il traguardo a braccia levate e quindi impegnare una vita intera di sport senza avere la soddisfazione. Sì, è l'unico sport di squadra dove sul podio sale solo una persona, quindi ci sono tanti atleti che fanno tanta fatica, magari dietro le quinte. I famosi gregari, esatto, si chiamavano una volta. Senza gregari non ci sarebbe neanche il campione. Esatto. E quindi voi avvertite anche una cosa bella, perché uno può pensare che le ragazze magari siano un po' più individualiste, invece No, si capisce No, forse è il contrario magari. Senza la squadra anche tra noi donne non ci sarebbe il risultato, quindi dietro un grande successo di un atleta c'è sempre una grande squadra. Vi faccio una domanda che potrebbe essere indiscreta, sì, non pensate a cose strane, ma può esserci magari un indirizzo da parte della squadra per dire oggi bisogna sostenere la capitana, e voi magari vi capita di dire ma oggi stavo bene anch'io, e queste decisioni sono sofferte o fa parte del gioco e quindi non si discute? Sì, sono sofferte, però si sa che normalmente la capitana è quella che sta meglio, poi sta nell'onestà della capitana di dire sì, sono in giornata, no, non è la mia giornata, magari se ti dice no, non è la mia giornata, allora puoi prenderti la tua libertà. Sì, però solitamente la capitana sa cosa vuol dire lavorare, quindi se non sta bene ti dà una possibilità anche a te, giusto? E voi siete anche giovani, siete già ovviamente a altissimo livello, e ci sono vostre avversari, probabilmente anche compagni di squadra più avanti con l'età. C'è un certo distacco con quelle più anziane, oppure diciamo siete proprio una squadra compatta come foste coetanee? Ma in squadra mia c'è più, rispetto alla squadra di Asia, c'è più differenza di età. Quindi sì, si vede che è più grande perché ha più esperienza, però cerca sempre di mettersi anche nei panni delle più piccole, quindi capire quando magari la più piccola fa qualcosa di sbagliato, che magari non è fatto volutamente, ma è fatto proprio per inesperienza, quindi cerca di insegnarla. Però sì, alla fine la forza è il gruppo, quindi anche le più anziane cercano sempre di tenere il gruppo unito. E senza l'esperienza... Certo. Ultima cosa, c'è tanta passione nei confronti del ciclismo qui in provincia di Treviso, nel Veneto, ma anche in Italia, quindi immagino che anche voi abbiate anche tanti spettatori che vi seguono, probabilmente più in certe gare, meno in altre, ma insomma che rapporto c'è tra il ciclista che passa e gli spettatori lungo la strada che applaudono così? Cioè li sentite o siete talmente concentrate che pensate solo a pedalare? No, li sentiamo, secondo me gli spettatori danno una gran forza, quando stai per mollare senti lo spettatore che ti fa il tifo, vai. Infatti quando negli arrivi c'è un sacco di gente, è molto emozionante, e questo però succede soprattutto all'estero,
dove veramente il ciclismo è sentito. Quindi qua mi rivolgo ai telespettatori. Sì, speriamo di averla vittoria. Infatti. Esatto, qua adesso ci siamo tutti impegnati. Ultima cosa, si vede nelle riprese televisive, specialmente negli arrivi in salita o nei tratti più duri in salita, i tifosi si avvicinano anche. La domanda è, ma fanno piacere o danno fastidio quando si avvicinano troppo? No, lì danno fastidio perché noi siamo oltre in salita, soprattutto oltre il nostro limite, quindi siamo a tutta, siamo concentrati su quello che vogliamo fare, avere qualcuno che rischia magari anche di farci cadere o rischia di sconcentrarci è brutto. Fare il tifo da bordo strada penso sia la cosa più bella, anche noi lo apprezziamo tanto di più. Ok, allora anche questo ai nostri telespettatori abbiamo detto, va bene, qui non ci saranno arrivi in salita, però insomma lasciamole passare queste ragazze e applaudiamole a debita distanza. Silvia, Eccomi. hai sentito queste qui? Parlano come libri stampati, quindi Scusa, hanno detto che a loro piace far fatica. non è male. Non potrei mai fare la ciclista. Vabbè. No. Vabbè. Ascolta, allora a Silvia volevo fare un passo in avanti e chiedere un po' di raccontarci quello che sarà la tappa Vittorio Veneto Magnago, che sarà l'8ª tappa, se non ricordo male, del Giro. La tappa ce la racconteranno Asia e Soraya, perché chiaramente ce l'avranno già in mente, chissà quante volte magari si sono già allenate o comunque conoscono questa strada, però prima di uscire da Vittorio Veneto la carovana rosa, chiamiamola così, girerà per la città. Allora Silvia, raccontaci come funziona venerdì 12 verso mezzogiorno. Sì, più o meno. allora la tappa parte a mezzogiorno dal centro e vanno verso Nord. Serravalle, sì, lungo il viale della stazione, girano a Foro Boario e poi rientrano nella statale, scendono e la partenza ufficiale, il chilometro zero, sarà in viale Matteotti. Ok, quindi praticamente fanno una U, diciamo, facendo vertice. In tranquillità, dove davanti al gruppo probabilmente ci saranno i ragazzini delle varie società sportive della zona, e poi verrà preceduto il tutto alla mattina verso le 9:30, arriverà anche il pullman della nazionale, addirittura ci sarà il camion dei pompieri, perché verranno accompagnati in piazza prima della partenza circa 150 bambini che partecipano ai centri estivi comunali dell'Arte State, un progetto questo dell'assessorato alle politiche scolastiche, seguito qua a Vittorio. Sei preparatissima. Sono preparatissima. Seguito qua a Vittorio dalla IAM di Maroelli. Ok, allora dicevamo passerà tutta la carovana. Allora, domanda da ignorante: quando c'è una partenza di questo tipo, quando si arriva al chilometro zero, cosa succede? Si fermano? Che tutti i ragazzini si sposteranno, spariscono perché partono ufficialmente. Ma loro si fermano e partono, oppure semplicemente loro si tolgono e si va via? No, si fermano un istante, un attimo, sì, e poi partono. Ma è una cosa che è frequente, queste partenze così? Può succedere. Sì, ma non è sempre così. No, non è sempre. Ok. No. Va bene, questa è la parte, diciamo, vittoriese, e a voi, non so se Asia o Soraya ci racconta come si svolge, poi come si sviluppa la tappa che arriva a Magnago. Sì. Che, scusa se ti interrompo ancora, che ho guardato, è la tappa più lunga di questo giro, seppure non di molto, ma è la tappa più lunga, 133 come km. chilometraggio più lunga, però diciamo non la più dura. È un po' piatta, sì. E al chilometro 25 si arriva a Polcenigo, dove c'è un traguardo volante. Quindi scusa, si va per Cordignano, si fa la pedemontana, immagino. Presumo, sì. Okay. E, poi al chilometro 60 c'è una salita, Palabarzana, che è di circa 6-7 km con una media del 7% e picchi anche al 15-16%, quindi è bella tosta. Ho detto piatta, ho detto una stupidaggine. Sì, no? Okay. Però rispetto alle rispetto altre tappe diciamo che è una delle meno dure. Poi si scende, troviamo un altro traguardo volante al chilometro 80 per poi risalire, e al chilometro 96 c'è un altro Gran Premio della Montagna, più facile perché è di terza categoria, però sempre lungo, sui 5-6 km, si scende e si arriva a Magnago, quindi sarà un arrivo secondo me in volata, però di un gruppetto ristretto.
anche perché è una delle ultime tappe, le fatiche si fanno sentire visto che sarà un giro molto duro e c'è molto caldo, quindi saranno fattori da Ma dimmi una cosa, ma tu ci sei preparata a questa tappa o conosci tutte le tappe così? Con No, le ho guardate un po' tutte. Ma normalmente quando fate queste gare a tappe vi preparate così o le andate anche a vedere? Siamo andate anche a fare la ricognizione di alcune tappe di questo giro. Preparati. Ok. Allora Soraya, a proposito di essere preparati, sempre toccando ferro, secondo te dov'è che si decide questo giro di quest'anno? Sicuramente la prima tappa che sarà farà un po' il punto della situazione sarà la tappa del Gavia, perché è una salita lunga, noi donne non siamo abituate a farla in gara, quindi lì sicuramente si vedrà chi sta bene, chi sta meno bene. E poi la penultima tappa, quella con l'arrivo sulla Malga del Montasio, siamo andati a provarla in questi giorni, è veramente dura. Se una non se l'aspetta può prendere, come si dice, la classica scimmia e non arrivare più in cima, quindi quella sarà, e al penultimo giorno deciderà il giro. Ma ditemi una cosa, perché adesso voi giocate facile perché siete di queste zone, vi capita però di andare tipo... Tu Soraya sei andata a fare gare a tappe in Spagna e non so se sei potuta andare a fare tutte le ricognizioni prima di tutte le tappe. No, però il Giro, essendo diciamo la gara più importante al mondo per noi donne, ci sono tante atlete magari che puntano a fare classifica generale che sono venute in Italia magari con l'occasione di stare una settimana, anche perché l'Italia è l'Italia, hanno provato varie tappe. Quindi adesso ribadiamo ai telespettatori che magari l'hanno sentito così di sfuggita. È considerata la gara più importante a tappe del ciclismo mondiale? Sì. Ecco, quindi non è una garetta, cioè un Giro d'Italia, ok, è la gara più importante del panorama ciclistico femminile. Cosa dire, cosa vi aspettate da questa tappa vittoriese, Asia? Tu che rientri, diciamo che stai cercando la condizione, ti vuoi prendere qualche minuto di popolarità e vai un po' in fuga oppure potrebbe essere una buona idea per me, invece sarebbe più adatta alle caratteristiche della sorella questa. Sì. Ma ditemi una cosa, ma se dovesse esserci, adesso non so se posso chiederlo a te, meglio che lo chieda a loro, ma se dovesse esserci una fuga, cioè così, magari non verso la fine ma all'inizio tra voi due, le vostre squadre vi lascerebbero andare anche se siete di due squadre diverse oppure non ce n'è per nessuno? La gara è gara. E se non si guarda in faccia a nessuno. Ok. Allora mi piacerebbe vedere una volata tra i voi, in volata chi è più forte? È in salita che lì ho più difficoltà a starle dietro. E quindi sai che devi andare via subito perché se ne aspetti la fine. No, siamo fortunati, abbiamo caratteristiche diverse, quindi... Ma è sempre stato così da quando avete cominciato? Sì, quindi ci va bene. Litighiamo. Bene, almeno per questo, dopo non vogliamo sapere il resto, ok. Va bene, grazie ragazze, in bocca al lupo ovviamente, ci saranno tutti i vittoriesi di sicuro. Speriamo. Decide Silvia, farà lei la clac e quindi ci saranno sicuramente tanti vittoriesi ad applaudirci e prima di cambiare ancora pagina vediamo ancora qualche bella immagine del giro di quest'anno. Chiusa la parentesi, diciamo, agonistica, siamo tornati con i politici, diciamo così, o comunque gli organizzatori, no, non politici, meglio. Di questo evento molto importante, abbiamo sentito, è la gara più importante al mondo del ciclismo femminile e appunto una tappa si vive a Vittorio. Ma se queste sono le professioniste, non ci sono, Silvia, solo professioniste, c'è anche tanta gente che ha la passione semplicemente di andare in bicicletta. Certo, tanti, per com'è anche la conformità del nostro territorio, quindi sali e scendi, colline, abbiamo le montagne qui vicino, tantissimi sono i cicloturisti, i famosi cicloturisti che tutte le domeniche partono troviamo sulle strade. Li troviamo anche delle volte uno a fianco all'altro. Li troviamo alle volte, sì, questo è vero. Ma questa è una parentesi che, vabbè. Ci deve essere rispetto da una parte e anche dall'altra, bisogna andare un po'... Assolutamente, sì. assolutamente.
Ti ho interrotto, comunque No. ci sono tanti praticanti, è un movimento che sta bene, mi sembra, Certo. ci sono tante persone di tutte le età, Sì. di tutte le condizioni, no? È anche uno sport tra virgolette democratico, se vogliamo. Certo, tutti possono andare in bicicletta, dal ragazzino, la famiglia, chi lo fa per fare la gara la domenica e chi lo fa per passione. E c'è anche chi, potremmo anche spezzare una lancia, chi lo fa anche per andare a lavorare, voglio dire, Chi oltre, lo fa per oltre a andare far a lavorare. bene, rispetti anche l'ambiente, meno Perfetto, traffico, certo. ok? Quindi Assolutamente diciamo sì. è uno sport che va comunque caldeggiato a tutti i livelli. E, un movimento diciamo particolare di questo sport è quello delle cosiddette e-bike, le biciclette elettriche. Prima ci hai detto che tu non potresti fare la ciclista professionista Assolutamente perché non ti no. piace far fatica. Allora E-bike. ti chiedo, andrai con le e-bike? Assolutamente sì, infatti i pochi giri che io faccio in bicicletta li faccio solamente con le bici elettriche. Ok, allora spieghiamo ai nostri telespettatori meno esperti. Queste e-bike sono delle biciclette normali Sono delle sostanzialmente. biciclette normali che però permettono a tutti di qualsiasi età e con qualsiasi fisico, Cioè, anche i anch'io, meno prestanti, come me, tipo? di fare distanze, Certo. di fare Pendenze, dislivello, certo. esatto, e quindi prendo e vado in Cansiglio. Non Certo. sono allenato, ma con le Con le bike e-bike si ci può. vado. Queste E comunque fatico lo stesso. certo, perché devo comunque devo pedalare. assolutamente pedalare. Allora forse non vai neanche con quella. No, con quella vado. Con quella vai. Dicevamo, cioè, ci sono queste biciclette che sostanzialmente sono assistite da una batteria che Certo. nel tempo si è evoluta. Io ho avuto modo di provarne una delle prime, era oggettivamente faticoso, adesso evidentemente si va molto meglio. Il mercato di queste e-bike mi sembra che sia molto, molto forte, Si è no? sviluppato Rispetto sì, alle bici tantissimo. normali. Si è sviluppato tantissimo e appunto perché tutti possono andare, anche chi non riesce ad allenarsi, e anche perché grazie alle batterie che adesso sono state modificate e migliorate uno può arrivare a fare anche 100, 120, 130 Sì, chilometri. sì. Quindi uno, se anche uno volesse, per dire, andare a lavorare tutti i santi giorni, può farlo tranquillamente, poi si carica la Assolutamente batteria. Ok. Facendo un conto, Rispetta l'ambiente e fa dell'ecologia. meglio di così. Facendo un conto così a spanne, su 10 biciclette che si vendono, quante sono elettriche? Beh, 3-4. 3-4, quindi sì. è davvero... Tra bici elettriche, dove intendo la bici da città elettrica, Certo. usata dalla persona anziana, Certo. il mountain bike, la ibrida, un po' misti. E ibrida cosa vuol dire? L'ibrida è la bici da città con la batteria, la carico sul treno, è munita di portapacchi, quindi ci posso mettere le borse. E è la bici non è né la classica bici da città, è più evoluta, però non è neanche un mountain bike. Ok. Tu, assessore, usi biciclette elettriche o bici normali o niente, nessuna delle due? No, al momento bici normali ogni tanto, poi corro... Beh, ma vai da Silvia, ti procura lei quella giusta. Ok. Ditemi un'altra cosa, ho sentito già dire che l'amministrazione di cui fate parte crede molto nel movimento cicloturistico. Assessore, facciamo parlare la consigliera, dopo magari tu completi. Assolutamente sì, perché abbiamo valutato il tipo di turisti che arriva a Vittorio. Il turista che arriva a Vittorio è il turista che ama la natura, è il turista che arriva in bicicletta, è il turista a cui piace fare trekking, north walking. Noi abbiamo i sentieri, abbiamo tutto quello che può serve. soddisfare, esatto, certo. Questo e che altri tipo ci di invidiano, questo magari tipo noi di non apprezziamo turismo. abbastanza. Esatto. Abbiamo un'ipovia per gli appassionati anche di cavallo, la via dell'acqua, quindi dobbiamo concentrarci su quello che possiamo dare e offrire ai turisti che vengono qui. C'è chi dice, ma ti chiedo conferma, che quotidianamente ci siano tante persone che passano per la nostra città, cicloturisti che magari arrivano dall'estero. Sì, perché percorrono la ciclovia dell'amicizia, la Monaco-Venezia, e quindi sono tantissimi gli olandesi, gli austriaci, i tedeschi che scendono e seguono appunto il percorso, un percorso che poi viene un po' a mancare, e quindi lì il turista si vede un po' perso. Si disorienta. Sì, si disorienta perché manca la segnaletica, ti chiede qual è la strada dove c'è meno traffico,
per scendere Conegliano, Treviso e fino a Venezia. Ascolta Assessore, allora completando il discorso di Silvia, diciamo c'è questa grande potenzialità che va sfruttata in senso buono ovviamente. E c'è da fare dal punto di vista, diciamo, diceva la segnaletica così, forse c'è anche da fare un po' a livello culturale di chi vive nel nostro territorio. Sì, c'è un turismo da intercettare, perché la gente passa per Vittorio Veneto, non si ferma. Dobbiamo fare in modo, lavorando tutti, dall'amministrazione ma anche ai privati, certo, di fare rete anche con gli altri comuni, perché certo, abbiamo anche i comuni limitrofi, da Fregona a Cordignano, ma la stessa Revigne Lago, Cisone di Valmarino, Tarzo, certo. Fare rete per intercettare questo grosso potenziale che abbiamo. Quindi partendo dalle centraline per ricaricare le bici elettriche, Certo. a un sistema di antifurto se uno si ferma a bere qualcosa in un bar o a mangiare qualcosa, avere un mezzo costoso fuori, non protetto. Certo. Dobbiamo dare questo segnale, dobbiamo dare degli strumenti per pulire la bicicletta in caso le bici siano sporche, Certo. queste postazioni. Dobbiamo fare rete, informare chi arriva dei servizi che la città può offrire. Il tabellamento, senz'altro. Diciamo che ci sono delle cose che competono alle amministrazioni, ma anche cose che competono a chi ospita poi questi Esatto, turisti, no? Perché non è che esatto. poi sempre il comune dovesse sobbarcare tutto. Esatto, il comune deve dare degli strumenti e il privato, grazie a questi strumenti, può muoversi. Ecco, Adesso dobbiamo fare veramente rete tutti Mi quanti. sto rendendo conto che siamo andati a sconfinare nel referato del sindaco Miatto che si è tenuto il turismo, ma insomma ci perdonerà. Sì, ci perdonerà. Abbiamo parlato bene, no? Adesso il sindaco ci vedrà e chissà che ci perdoni. Sì. Allora, per concludere, questa iniziativa, diciamo, di questo Giro Rosa è un'occasione anche per concentrare l'attenzione della nostra città e dei nostri cittadini rispetto al tema della bicicletta. Assessore, che appello possiamo fare ai nostri concittadini rispetto, diciamo, anche all'utilizzo dello strumento bicicletta? Ai cittadini dico che lo sport è uno strumento anche per star bene, per la nostra salute, quindi senz'altro stimolare tutti i cittadini a utilizzare la bicicletta. Adesso negli ultimi anni si è sviluppata la possibilità della bici elettrica, che dà l'opportunità a chi si vuole cominciare a muoversi di cominciare a fare dello sport. Quindi il cittadino, ma molti qua a Vittorio già lo fanno, praticare lo sport. Abbiamo una zona bellissima, quindi la bicicletta, ma anche le scarpe. Le scarpe, esatto, è importantissimo star bene. Silvia, allora diceva l'assessore, la possibilità di avere l'e-bike permette a tutti, anche a chi non ha voglia di far fatica, di fare dello sport. Certo. E questo è l'aggancio per parlare con te, che ci hai detto che non vuoi fare fatica. A te chiedo, prima di salutare i nostri telespettatori, diciamo un appello rispetto all'iniziativa proprio del 12, che sarebbe bello dare una bella cornice di gente a queste ragazze che partono proprio dalla nostra città verso l'ottava tappa. Sì. Io spero che il 12 Intanto che ci sia il sole. Intanto che ci sia bel Okay. tempo, sì, ma per scaramanzia non... Certo. Non lo diciamo. Non diciamo. Che sia nuvolo. Ok. Che ci sia tanta gente per incoraggiare anche le ragazze che hanno detto che è molto importante certo, vedere l'abbiamo gente sentito. lungo la strada, le persone, esatto, che tifano, che vogliono fare le foto, Certo. che gli danno la carica prima di partire. E diciamo che sarà anche l'occasione per i vittoriesi per vedere queste ragazze, queste professioniste, perché magari uno pensa al Giro d'Italia, pensa al Giro maschile, ma ci sono anche questo fiore di professioniste che offrono uno spettacolo, che fanno lo sport a altissimo livello, e abbiamo scoperto che ne abbiamo anche qui di molto vicine, e chissà mai che ci tolgano anche qualche soddisfazione proprio campanilistica, no? Uno Gli spettacolo, facciamo un in bocca al lupo. Assolutamente sì, uno spettacolo che viene visto anche in televisione, Certo. quindi un motivo in più perché Vittorio sia presentata. E apprezzata anche nella sua bellezza, ovviamente con la speranza che nelle belle immagini che ci saranno di sicuro del panorama comprendano anche un bel numero di persone che seguono la corsa durante il suo svolgersi. Certo. Bene, ringraziamo allora in conclusione di questa puntata dedicata alla ottava tappa del Giro Rosa 2019
scusate, non abbiamo detto che si chiama ICREA, che è lo sponsor del Giro Rosa, che è l'Istituto delle Casse di Credito Cooperativo, ok? Ricordiamolo perché è proprio il nome ufficiale, Giro Rosa 2019 ICREA, e diciamo quella di Vittorio, l'abbiamo detto, lo ricordiamo, è l'8ª tappa, si parte il 5 di luglio dal Piemonte, si viaggia su tutto il nord Italia, l'8ª tappa è qui e si conclude a Udine dopo 10 tappe senza sosta, quindi così abbiamo fatto anche, diciamo, il giro completo. Ringraziamo della loro presenza l'assessore allo sport, è la prima volta che arriva da assessore allo sport dopo essere già stato sulle nostre trasmissioni, Gianluca Posocco, Silvia Salezze, consigliere comunale e delegata presto, ma già sostanzialmente a seguire il ciclismo e il cicloturismo in particolare. E prima abbiamo anche visto, sentito e apprezzato non solo la bravura sui pedali ma anche davanti alla telecamera di Asia e Soraya Paladin, che saranno protagoniste in gara in questo Giro Rosa 2019. Ribadisco l'appuntamento ai nostri telespettatori: spegnete la TV, andate a vedere la gara sul posto venerdì 12 di luglio a partire da mezzogiorno circa, anzi già dal mattino ci sono delle cose in piazza, in centro, meglio passare chi può almeno tutta la giornata o almeno la mattinata in centro a Vittorio Veneto a seguire questo Giro Rosa. E l'appuntamento ovviamente per i nostri telespettatori è per la prossima puntata di Per Sport.